Lutto in casa di TVA, si è spento prematuramente il collega Tonino Butera di Aragona, grande il cordoglio nella stampa agrigentina. Precipitato un Canadair durante l'operazione di spegnimento in un incendio a Lingua Grossa, 2 i piloti dispersi. Manifestazione per ricordare i 100 anni dalla marcia su Roma. Presentato il calendario storico del 2023. Inaugurata ieri dalla Lilt di Agrigento la panchina rosa al Viale della Vittoria. 2 derby che si disputeranno domenica, il Licata Calcio in Serie D incontrerà il Canicattì e per l'eccellenza l'Acagas se la vedrà con il Favara. E apriamo il nostro telegiornale con una notizia che avremmo voluto non darvi mai. Si è spento ad Aragona il collega Tonino Butera, nostro valido collaboratore da sempre. Grande il vuoto che lascia nel giornalismo agrigentino. Tonino da anni impegnato nel settore dell'informazione agrigentina in generale e in particolare in quello sportivo. Una grave malattia purtroppo lo ha colpito prematuramente lasciandoci. I funerali si svolgeranno domani, 29 ottobre, presso la Chiesa Madre di Aragona alle ore 16. Alla moglie Enza Cannella, ai figli Salvatore e Maria e ai familiari tutti le condoglianze della nostra emittente. E un Canadair dei Vigili del Fuoco durante le operazioni di spegnimento di un incendio nel territorio di Lingua Grossa, nel Catanese, è precipitato mentre stava caricando l'acqua alle pendici dell'Etna. A bordo 2 piloti che al momento sono dati per dispersi. Sul posto carabinieri, il personale del 118, il nostro servizio. Un Canadair dei Vigili del Fuoco durante le operazioni di spegnimento di un incendio nel territorio di Lingua Grossa, nel Catanese, è precipitato mentre stava caricando l'acqua alle pendici dell'Etna. A bordo 2 piloti che al momento sono dati per dispersi. Sul posto immediatamente i carabinieri e il personale del 118. Dalle prime informazioni il velivolo sarebbe precipitato a seguito dell'urto della carena contro la costa della montagna. Al momento nell'area sono a lavoro le squadre di ricerca e di soccorso. Si legge in una nota della Protezione Civile siciliana. La dinamica è ancora da stabilire. Il Canadair ha impattato sulla montagna per poi precipitare al suolo. Le squadre sono sul posto e stanno cercando di arrivare al relitto dell'aereo. È stata una giornata di sole, ma non sono in grado di stabilire le condizioni del vento. A bordo 2 piloti, il comandante e il vice, così Luca Cari, portavoce dei Vigili del Fuoco. Le mie squadre hanno visto precipitare per il fumo, l'aereo è completamente distrutto, ci sono state diverse esplosioni dopo il Canadair è caduto, l'aereo è distrutto e i Vigili del Fuoco stanno cercando i 2 piloti, così la dichiarazione di Salvatore Cocina, direttore della Protezione Civile regionale siciliana. Abbiamo subito avvisato il Presidente della Regione Renato Schifani per quanto successo, il Presidente sta seguendo da vicino alle pendici dell'Etna, aggiunge Cocina. I 2 piloti sono della società Babcock che fornisce il servizio del Canadair in Italia. Il 1° maggio di quest'anno era stato rinnovato col Ministero dell'Interno il contratto alla società stessa fino al 31 dicembre 2024. L'aereo era impegnato come d'altro ieri nello spegnimento di un incendio su montagna Calcinera a sud di Lingua Grossa e forse avrà urtato la stessa. Apprendo con profonda commissione la tragica notizia dell'incidente aereo che è avvenuto alle pendici dell'Etna in Sicilia, che ha visto coinvolto un Canadair durante un'operazione antincendio. Mi stringo così alle famiglie dei piloti ancora dispersi ed esprimo la vicinanza al capo dipartimento della Protezione Civile Fabrizio Curcio, che sta coordinando le operazioni di pronto soccorso, e al Presidente della Regione Siciliana Renato Schifani in questi momenti di angoscia. Così il commento del Ministro dell'Università e della Ricerca Anna Maria Bernini. A intervenire anche il Presidente della Regione Schifani esprimendo il profondo cordoglio per la morte dei 2 piloti impegnati insieme ai nostri uomini e alle donne del Corpo Forestale della Regione e della Protezione Civile in attività di prevenzione e spegnimento incendi sull'Etna. Sono vicino alle famiglie, continua il Presidente della Regione, e ai colleghi di lavoro colpiti da questa tragedia. Direttore Cocina, dalle immagini che abbiamo visto sembra uno stallo d'ala, insomma, questa è
pare, che abbia causato la tragedia? Dalle immagini che ho potuto vedere appena ora sembrerebbe qualche cosa, un incidente tecnico che è successo. Fatto sta che cioè, sono, purtroppo sono perse 2 vite umane nell'esercizio delle loro funzioni e questa è una cosa veramente brutta. Quanti sono i Canadair impegnati nella regione in questo momento? Ma non sono tanti perché, come sapete, la stagione antincendio è finita. Purtroppo a causa di questo clima impazzito in queste giornate abbiamo diversi incendi e diversi Canadair impegnati. Purtroppo questo ha avuto questo brutto incidente in questa zona che comunque è molto impervia. Ora poi saranno i tecnici a dire che cosa è successo, fatto sta che c'è stata questa perdita di vite umane in questo brutto incidente. E si è svolto stamani a Favara presso l'Istituto Guarino la manifestazione promossa dall'Istituto Marrone, presidente Rosario Manganella, e dall'ANPI, rappresentata da Carmelo Castronovo, in collaborazione con diversi istituti scolastici favaresi, una discussione sulla marcia su Roma, di cui ricorre oggi il suo centenario. Presente all'evento anche Letizia Colaianni, dirigente regionale dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia. Noi lo abbiamo seguito. Si è svolta stamani a Favara presso l'Istituto Guarino la manifestazione promossa dall'Istituto Marrone, presidente Rosario Manganella, dall'ANPI, rappresentata da Carmelo Castronovo, in collaborazione con diversi istituti favaresi, una discussione sulla marcia su Roma, di cui ricorre oggi il suo centenario. Presente anche all'evento Letizia Colaianni, dirigente regionale dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia. Ma lo scopo essenziale di questa iniziativa è quello di ricordare cosa è successo 100 anni fa, proprio il 28 di febbraio 1922, quando nella notte tra il 27 e il 28 è iniziata la cosiddetta marcia su Roma, che poi era una marcetta, nel senso che non c'erano centinaia di migliaia di persone che cercavano di fare un colpo di Stato attraverso questa marcia su Roma. Il fatto è che c'è stata una connivenza tra coloro i quali hanno organizzato questa marcia, che era Benito Mussolini, che era prima dirigente socialista e poi ha dato vita alla costituzione del Partito Nazionale Fascista, che ha rimesso tramite questa marcia su Roma e soprattutto dopo che Sua Maestà Vittorio Emanuele III gli ha conferito l'incarico di formare il governo, ha dato il via ad una escalation sempre molto più grave, che ha portato non soltanto al fatto che andavano bruciate le camere del lavoro, le sezioni dei partiti di sinistra in maniera particolare, anche di qualche partito liberale, per la verità. Questo fatto fu un fatto gravissimo, che era solo l'inizio, e subito dopo incominciarono a succedere fattacci di una gravità immensa, tipo l'uccisione anche di parlamentari come Matteotti, che fu la prima vittima illustre, diciamo, di questo nuovo sistema di direzione, diciamo, politica, ma era per la verità una dittatura senza se e senza ma. Adesso i ragazzi, che sono giovanissimi, sono qui stamattina con noi perché facciano un ricordo, grazie anche ai docenti che li hanno impegnati in queste settimane a lavorare su questo tema, e vogliamo che anche loro diventino dei messaggeri verso altre generazioni, verso i loro amici e compagni, per capire che mai più fascismo in Italia e nel mondo. Professoressa Maria Letizia Colaianni, dirigente regionale di ANPI, Associazione Nazionale Partigiani Italiani, oggi qui con noi a Favara per il centenario della marcia su Roma. Di che cosa parlerete questa mattina alla manifestazione? Parleremo sicuramente di quel periodo nero per l'Italia che si verificò dopo la marcia su Roma di Benito Mussolini, di cui oggi ricorre appunto
il centenario. Io devo congratularmi con le scuole di Favara perché è solo attraverso le scuole che si può sperare in un cambiamento di mentalità ed un miglioramento della nostra società. I giovani di oggi che frequentano le scuole saranno i futuri dirigenti di domani, coloro che guideranno la nazione, speriamo in modo senz'altro corretto e nel rispetto assoluto della Costituzione. E la memoria di quegli avvenimenti, di quel periodo, come diceva Omero, non devono essere dimenticati, ma devono diventare memoria proprio in tutti i giovani, perché il loro impegno possa impedire che si verifichino nel futuro situazioni come quelle terribili del ventennio che visse l'Italia. E speriamo pure nei giovani un loro impegno contro la guerra e contro le armi. Ecco, io oggi parlerò dei miei ricordi di quella seconda guerra mondiale che tanti lutti e tante situazioni drammatiche comportò per la nostra nazione. Sì, abbiamo voluto, noi lavoriamo ormai sempre con le scuole perché ci rivolgiamo ai giovani perché possano ricordare quello che è successo. Tra l'altro il centenario ovviamente è una volta ogni 100 anni, non a tutti capita di poterlo ricordare. E io volevo soprattutto sottolineare che sono momenti in cui dobbiamo ricordare la nostra storia, dalla nostra provenienza, dobbiamo ricordare che il fascismo fu un momento di tragedia, un momento di mancata democrazia, un momento di razzismo ovviamente, e questo lo dobbiamo ricordare perché anche se sembra un tempo lontano, io ricordo che ancora oggi intendo dire letteralmente oggi, ieri e l'altro ieri, ancora c'è chi ricorda la marcia su Roma festeggiando a Napoli, a Roma, purtroppo anche nella città di nascita dell'attuale Presidente del Senato, che ancora ci sono rimembranze, ci sono ricordi di chi vuole ritornare a quei tempi. E ovviamente ci saremo sempre i democratici, ci sarà sempre l'ANPI che difenderà la nostra storia, la nostra democrazia. Ci saranno ospiti questa mattina in streaming e in diretta? Abbiamo in streaming, abbiamo l'Istituto Brancati, abbiamo ovviamente i saluti della dottoressa Bruncoleri che ci ospita per questa giornata e abbiamo anche i saluti in presenza della dottoressa Colajanni, che è una dirigente nazionale dell'ANPI. Una bella lezione di storia, quindi, dal vivo. Assolutamente sì, e questo è quello che vogliamo trasmettere ai nostri studenti, che sono il nostro oggi, ma soprattutto il nostro futuro. Raid a Palermo nella piazza dedicata al Beato Puglisi, il presidente della regione Schifani, un dovere essere presenti in questo luogo di legalità. Sentiamo lo stesso presidente. Abbiamo sentito il dovere di essere presenti sia fisicamente che istituzionalmente. Questo è un luogo di grande educazione alla legalità nei confronti di tutti gli italiani, io credo di tutta la gente del mondo. Ho trovato tanti giovani, tanto entusiasmo. L'istituzione, il mio governo sarà presente tutte le volte in cui occorrerà fare un richiamo alla legalità, alla trasparenza. Puntiamo su questo, questa sarà la nostra forza, questo sarà il nostro impegno quotidiano. Sicurezza nei cantieri, gli architetti investono sulla formazione per garantire l'incolumità dei lavoratori. Questi gli obiettivi del corso di formazione tenuto appunto dall'Ordine e dalla Fondazione dell'Ordine degli Architetti. I partecipanti hanno così acquisito un titolo abilitante di coordinatore per la sicurezza dei lavoratori nei cantieri in fase di progettazione e di direzione dei lavori. Le interviste. Garantire l'aggiornamento professionale di qualità per ridurre gli incidenti sul lavoro, questi gli obiettivi di un corso di formazione tenuto dall'Ordine degli Architetti e della Fondazione Architetti del Mediterraneo di Agrigento, che si è concluso con la consegna degli attestati ai tecnici che hanno acquisito il titolo abilitante per lo svolgimento del ruolo di coordinatore per la sicurezza dei lavoratori nei cantieri in fase di progettazione e di direzione dei lavori. Gli attestati sono stati consegnati ai tecnici appena abilitati dal Presidente dell'Ordine
Rino Lamento dal presidente della Fondazione Pietro Fraccabino durante la cerimonia conclusiva. La sicurezza nei luoghi di lavoro non è soltanto un fatto teorico, è anche un fatto pratico, ma è anche un fatto culturale. Noi abbiamo organizzato questo corso di 120 ore con l'Ordine degli Architetti di Agrigento, ma è dal 97-98 che organizziamo corsi di questo tipo e di fatto siamo riusciti a far diventare la sicurezza nei luoghi di lavoro un fatto ormai culturalmente accettato, tant'è che c'è stata una drastica diminuzione degli incidenti nei luoghi di lavoro. Questo lo si deve senz'altro e sicuramente al fatto che delle persone che sono formate formano a loro volta e diffondono una cultura della sicurezza che ormai nella società è sempre più diffusa. Con il nostro corso di 120 ore non abbiamo fatto altro che confermare una tendenza che la società ormai porta avanti da più di 25 anni e che è diventata non solo legge ma di fatto cultura. Corso di aggiornamento per gli architetti, un'altra occasione di incontro con i colleghi. L'Ordine ha fornito questa possibilità ulteriore di aggiornamento su un argomento importantissimo di attualità, qual è la gestione della sicurezza sui luoghi di lavoro, in special modo nell'ambito cantieristico. Quindi oggi concludiamo un percorso già iniziato qualche mese fa, formando i nostri colleghi nel ruolo di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione, e lo completiamo questa sera con un ulteriore impegno in aggiornamento e ulteriore qualificazione di tutti i colleghi. E si è svolta ieri presso l'Istituto Rita Levi Montalcini la premiazione del concorso dedicata a Nicholas Green, un evento che ha visto la presenza dei massimi vertici istituzionali e che serve a diffondere la cultura della donazione nei più giovani. Prossimamente anche altre iniziative, in particolare quella del prossimo 4 novembre, Festa dell'Albero, in collaborazione con l'Arma dei Carabinieri di Agrigento. Sentiamo lo stesso dirigente scolastico. Premio Nicholas Green, un'iniziativa che avete fatto come Istituto Rita Levi Montalcini per diffondere proprio nei ragazzi la cultura della donazione. Quanto è importante agire anche su queste tematiche sociali, Preside? È stata una bellissima manifestazione nel ricordo del piccolo Nicholas Green, i cui genitori dopo la morte del figlio hanno donato gli organi. Da lì è partita questa iniziativa supportata dalla Regione Sicilia all'Assessorato alla Pubblica Istruzione, e la nostra scuola è stata investita dall'Ufficio Quinto Ambito Territoriale di Agrigento di organizzare e coordinare questa attività. Devo dire che è stato un concorso al quale hanno partecipato tutte le scuole della provincia di Agrigento e sono stati premiati 3 alunni per ogni settore della scuola primaria, della scuola secondaria di primo grado e della scuola secondaria di secondo grado. C'è stata la presenza della presidente regionale, la dottoressa Pisciotta, del presidente provinciale, dottore Loricella, e nonché dell'ufficio scolastico provinciale di Agrigento rappresentato dal dottor Di Michele. Ripeto, una manifestazione molto sentita, c'è stata la partecipazione molto sentita e la testimonianza dei 2 genitori cui hanno, alla morte dei loro figli, hanno donato i loro organi. Quindi i ragazzi hanno partecipato con interesse e con vivo entusiasmo ad un'iniziativa che vuole inculcare loro sempre la cultura della donazione. Farete altre iniziative a breve, prossimamente la Festa dell'Albero nella giornata del 4 novembre? Sì, questa è un'altra iniziativa che faremo il giorno 4 novembre in occasione della giornata in ricordo dell'albero Falcone, che verrà piantumato all'interno del plesso centrale offerto dalla Compagnia dei Carabinieri, e vuole essere anche questo un momento di crescita sociale e culturale per i nostri giovani, sia perché vogliono portare rispetto a quelle che sono le istituzioni, qual è quella l'Arma dei Carabinieri, e soprattutto nel ricordo perenne della vita condotta da Giovanni Falcone. Signor Vitello. Signor Vitello, fallo spostare.
È presentato stamani presso il Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri il nuovo calendario storico dell'Arma, edizione 2023. Sul posto il nostro collega Giuseppe Moscato. La presentazione del calendario dei Carabinieri, una tradizione che va avanti da 80 anni e che mette sempre in primo piano l'impegno dell'Arma. Quest'anno in una veste particolare. Sì, quest'anno è una veste molto particolare ed ha come unico filo conduttore la natura, quindi la salvaguardia della natura e l'attività svolta dall'Arma dei Carabinieri per quanto riguarda la materia ambientale. Da ricordare che l'Arma dei Carabinieri è la più grande forza di polizia con competenza ambientale d'Europa dopo l'acquisizione nel 2017 delle competenze e professionalità del Corpo Forestale dello Stato. Un'attività che varia sia per quanto riguarda l'attività preventiva che anche repressiva, non da ultimo anche l'attività di divulgazione nelle nuove generazioni per far comprendere l'importanza dell'ambiente e della biodiversità. Anche la veste grafica è particolare, non il carabiniere in primo piano ma l'Arma nella sua azione. Sì, l'Arma nella sua azione. Una veste grafica particolare redatta e realizzata da un'importante azienda italiana, l'Armando Testa Group, e inoltre impreziosita dai racconti di una grande penna e divulgatore scientifico italiano quale Mario Tozzi. È inaugurata ieri al Viale della Vittoria la Panchina Rosa, un'iniziativa promossa dalla LILT di Agrigento, Lega Italiana per la lotta contro i tumori, nel mese, quello di ottobre, dedicato alla prevenzione del cancro al seno, denominata Nastro Rosa. Presenti tante autorità, in testa la Presidente della LILT provinciale Francesca Scandaliato. Iniziativa importante, oggi si inaugura questa panchina rosa al Viale della Vittoria. Ecco Presidente, che significato assume questo evento per la vostra associazione che fa un lavoro veramente di altissima prevenzione nel territorio agrigentino e non solo? Allora, quest'anno la LILT nazionale, a causa della crisi energetica, ha invitato tutte le sezioni provinciali non di illuminare come al solito un monumento, ma di dipingere delle panchine.
E questa è l'ultima panchina che noi abbiamo dipinto, perché abbiamo dipinto pure a Sciacca, a Menfi, a Burgio, a Raffadali, in tutte le zone della nostra provincia, e sono più contenta di questa panchina rispetto all'illuminazione, perché questa panchina resterà sempre dipinta e quindi tutte le persone che passeranno da qua oppure vedranno la nostra targhetta si ricorderanno che è importante la prevenzione. Perché è importante la prevenzione? Qual è lo scopo della LILT di Agrigento? È quello di coadiuvare, di aiutare l'ASP. Lo screening va da 50 a 69 anni, quindi c'è un'abbondante fascia di ragazze, di signore che non vengono chiamate. E allora, siccome abbiamo visto che l'età si è abbassata tantissimo, le signore possono venire nei nostri centri tramite una telefonata e così possono prenotarci. Nei nostri centri si fa sia la visita che l'ecografia. Quindi noi stiamo andando pure nelle scuole, abbiamo iniziato con una scuola di Sciacca perché vogliamo educare le ragazze, soprattutto le diciottenni, all'autopalpazione. Quindi iniziare con l'autopalpazione e poi da 20 anni in su venire da noi e fare una visita con un'ecografia perché, come precedentemente ho detto, l'età si è molto abbassata. Prevenzione è la migliore amica di ogni donna, questo è lo slogan che usate nel vostro volantino della LILT, ottobre mese rosa. Ecco, voi siete capillarmente presenti nel territorio siciliano, in particolare in quello agrigentino, Presidente. Sì. Allora, noi siamo presenti ad Agrigento, a Montallegro, a Sciacca, a Santa Margherita Montevago, a Cianciana, a Calamonaci e quindi penso di apriremo altre sedi. In particolare ad Agrigento ci troviamo in via Empedocle, quindi voi che fate una telefonata e la sede è aperta sia di mattina che di pomeriggio, ci sono le nostre volontarie e poi inoltre c'è una segretaria veramente all'altezza della situazione, preparatissima, squisita, gentilissima, Sarcuto, che gestisce la sede e quindi collabora con noi. Inoltre voglio dire che oltre al seno noi facciamo altre. Pensiamo pure ai maschietti, quindi c'è l'urologo, c'è il cardiologo, c'è il senologo, c'è pure il radiologo, poi ci sono tanti servizi. Allora, a che cosa servono questi servizi? Noi sappiamo che ultimamente sfortunatamente la sanità, curarsi costa e allora abbiamo creato la LILT proprio per dare la possibilità a tutte le mamme, soprattutto alle ginecologhe, a tutte le mamme di fare una visita ginecologica. Voglio incitare le signore a prendersi cura. Da noi basta un minimo di contributo, proprio il contributo è minimo che ci permette ovviamente di andare avanti, anche perché per quello che noi diamo ai nostri medici, anche loro sono dei volontari come noi, di poter effettuare delle visite. Quindi nel momento in cui voi avete una preoccupazione rivolgetevi alla LILT, troverete le volontarie e subito vi accoglieranno. In tempo appena una settimana e 15 giorni voi potrete già fare la visita. La LILT assume un ruolo importante nella prevenzione qui ad Agrigento e non solo, ma nei vari centri della provincia, con una sede in via Empedocle. Ottobre è proprio il mese della prevenzione, il mese rosa. Oggi questa panchina rosa segno appunto dell'impegno che nel territorio ha la LILT. Sì, oggi viene inaugurata questa panchina rosa, ma già la LILT ha un ruolo importante nel nostro territorio. Sin da quando mi sono insediato ho avuto già contatti con loro
fanno un ottimo lavoro di prevenzione, la prevenzione è importante per prevenire in questo caso i tumori. Penso che sia una cosa lodevole, un'iniziativa lodevole, e posso soltanto ringraziare chi ha avuto questa idea proprio per far capire alla gente in effetti la vera importanza della prevenzione in medicina. Parlo io che sono un medico, quindi capite bene l'importanza veramente della prevenzione. Assolutamente sì, anche perché la cosa più importante per ognuno di noi è proprio la salute. Ottobre è il mese della prevenzione, la Lega Italiana contro i tumori fa un ottimo lavoro attraverso i suoi studi, i suoi uffici che sono in via Empedocle per la prevenzione, perché la prevenzione è vita, quindi l'amministrazione comunale è voluta essere presente con un simbolo, che è appunto questa splendida panchina rosa, è un simbolo che possa ricordare alle donne di fare le analisi e prevenire i tumori. E indubbiamente la prevenzione è importante non solo al femminile, oggi stiamo simbolicamente festeggiando la cultura della prevenzione femminile, ma la prevenzione è a tutto tondo e interessa l'uomo come la donna, a tutte le età, oserei dire, da 20 anni in poi l'uomo è soggetto a un rischio di patologia tumorale. Ci sono i giovani dai 20-40 anni che sono esposti al rischio di un potenziale killer qual è il carcinoma del testicolo. L'uomo ultra quarantenne va incontro al rischio, si espone al rischio di un tumore della prostata, quindi la cultura della prevenzione oncologica deve essere sposata dall'uomo come dalla donna, e da questo punto di vista oggi come medico, come uomo, come operatore della LILT che sposo con le donne questa cultura, desidero e auspico che ci possa essere anche un fiocco azzurro in una qualche altra giornata che promuova proprio la cultura della prevenzione oncologica al maschile. Sì, allora è importantissimo queste campagne Nastro Rosa della LILT perché mettiamo a fuoco la prevenzione. E dobbiamo considerare che il tumore della mammella è ancora il big killer per le donne, e consideri che per il 2022 sono previste circa 60.000 nuove donne che hanno questa malattia. Quindi dobbiamo cercare di fare la prevenzione, di fare sia la prevenzione primaria, quindi capire quali sono i fattori di rischio ed eliminarli, e capire anche quali sono le indagini importanti da fare. Noi consigliamo a tutti a partire dai 25 anni, già dai 25-30 anni, iniziare a fare la visita senologica con ecografia, poi dai 40 iniziare a fare la mammografia. E comunque bisogna fare la prevenzione, perché con gli ultimi dati che abbiamo l'età del tumore della mammella della prima insorgenza si è abbassato notevolmente. Pertanto mentre una volta si diceva che il tumore colpiva soprattutto le donne in età dai 45 ai 55 anni, adesso abbiamo visto che non è raro un tumore a 25 anni. Quindi assolutamente sì la prevenzione, e iniziamo dai 20 anni in poi. Dottore Zappia, quanto è importante la funzione della LILT nel nostro territorio per una grande e importante prevenzione. D'altronde ottobre è il mese della prevenzione, oggi un simbolo, la panchina rosa. La prevenzione è sempre importante, non solamente ad ottobre o solamente per determinati settori, e noi non possiamo limitarla a mesi dell'anno, ma dobbiamo invece approfittare delle celebrazioni e quindi delle occasioni per poterlo ricordare alle persone che associazioni come la LILT o la prevenzione in generale sono importanti per far ricordare alle persone cosa bisogna fare per evitare di ammalarsi. Da oggi nel comune di Agrigento tanta gente che passerà, perché i turisti sono veramente tanti grazie alle bellezze che ci sono in questa città e in questa provincia, si chiederanno che vuol dire questa cosa. Ci saranno anche delle indicazioni per poter spiegare perché è stata fatta questa cosa, e già questo è sufficiente per potersi interrogare e pensare a quanto sia importante la prevenzione. Bene, passiamo la linea ora alla regia per la pubblicità. Si svolgerà ad Agrigento la manifestazione del Soroptimist Club in occasione del 25° anniversario della fondazione del Club di Agrigento, alla presenza della Presidente nazionale Giovanna Guercio. Ricco e intenso il programma. A fare gli onori di casa la Presidente del Club agrigentino Margherita Trupiano. Il servizio.
Si svolgerà ad Agrigento la manifestazione del Soroptimist in occasione del 25° anniversario della fondazione del club della città, alla presenza del presidente nazionale Giovanna Guercio. Il programma prevederà nella giornata del 31 ottobre una visita alla Valle dei Templi, quindi l'inaugurazione della mostra dei 25 anni di impegno soroptimista presso l'Archivio di Stato di Agrigento. In serata la celebrazione del 25° presso il Baglio della Luna con un convegno dal tema il Soroptimist di Agrigento tra passato, presente e futuro. Presente ovviamente il presidente nazionale, a fare gli onori di casa la presidente provinciale Margherita Trupiano. Sì, avremo l'onore di avere la nostra Presidente nazionale nell'ambito di una iniziativa importantissima che avremo il 31 e l'1. Celebreremo i 25 anni della fondazione del nostro club qui ad Agrigento e quindi in quell'occasione avremo amiche che verranno da tutta Italia, la nostra Presidente nazionale, inaugureremo una mostra, la mostra del 25ennale presso l'Archivio di Stato che celebrerà i 25 anni della nostra storia e ringraziamo per questo la dottoressa Rossana Florio che si è adoperata per, tramite l'Archivio di Stato, fare grande questo nostro appuntamento e poi insomma avremo anche domani un altro momento importante che verrà ospitato a Rodia, l'Interclub a cui parteciperanno tutti i club della Sicilia, un momento di confronto, ma in tutto questo sarà un momento di grande amicizia e di grande possibilità di conoscere le bellezze della nostra città che non faremo, chiaramente non lasceremo nascoste ai nostri ospiti. E a Pantelleria è stato individuato a 130 metri di profondità un sito subacqueo con oltre 300 anfore di epoca punica. Il servizio. Oltre 300 anfore di età punica sono state individuate nel mare di Pantelleria a 130 metri di profondità, ad alcune centinaia di metri di distanza dal porticciolo di Gadir. Le immersioni nell'ambito del progetto Pantelleria 2022 hanno avuto il coordinamento scientifico della Sovrintendenza del Mare della Regione Siciliana e sono state effettuate da un team composto da 7 subacquei della SDSS. Il sito archeologico è stato documentato da un gruppo di subacquei altofondisti che ha rilevato una grande distesa di anfore sparse lungo una fascia di 400 metri. Il giacimento era stato individuato per la prima volta nel lontano 2011 da 2 subacquei, Francesco Spaggiari e Fabio Leonardi. Adesso la SDSS guidata da Mario Arena ha rivelato l'esatta consistenza del ritrovamento documentando con immagini e fotografie la grande concentrazione di anfore puniche. Siamo solo all'inizio di una campagna di rilevamento e documentazione, ha dichiarato il sovrintendente del mare Ferdinando Maurici, che certamente svelerà importanti tracce del passato. La costa nord di Pantelleria ha già restituito preziose testimonianze relative alla navigazione e alla frequentazione dell'isola in tempi remoti. Continueremo lo studio di questo interessante e difficile sito subacqueo. Quest'anno ci hanno consentito di raggiungere eccellenti risultati nello studio della battaglia delle Egadi. Nel corso delle immersioni sono state effettuate operazioni di rilievo e documentazione videofotografica, realizzando in particolare una fotogrammetria tridimensionale ad alta risoluzione, attualmente in fase di elaborazione. Questo dettaglio rilievo consentirà di studiare la consistenza totale del sito archeologico, la tipologia delle anfore e la loro dispersione. Da una prima analisi delle immagini si può dire che le anfore sono di 5 tipologie, tutta di epoca punica, la maggior parte si presenta in ottimo stato e da una stima iniziale meno di un terzo dei reperti individuati durante la ricognizione appare fratturato. L'analisi della fotogrammetria consentirà successivamente di effettuare un esame ancora più dettagliato. E la Corte di Appello di Palermo ha revocato la confisca dei beni nei confronti di Antonio Palmeri, ritenuto vicino alla mafia di Castellammare. Sentiamo l'intervista al legale e difensore di Baldassa De Lauria. La vicenda Palmeri-Castellammare arriva a conclusione.
come è stato tutto il percorso. Facciamo una sintesi. Finalmente è proprio il caso di dirlo, il sequestro risale intorno al 2010, otteniamo giustizia nel 2022 dopo 12 anni. La storia assume una certa singolarità perché praticamente il signor Palmeri era stato sottoposto a una misura di prevenzione personale in ragione di una presunta appartenenza alla mafia nel 1998. Nel 2010, ben oltre 12 anni, la DIA di Trapani riteneva che il patrimonio che la sua famiglia nelle more aveva acquisito, fra cui gli esercizi commerciali, un hotel e altri cespiti immobiliari, si riteneva che questi beni fossero comunque frutto dell'attività illecita di tipo mafioso che questi aveva posto in essere intanto. E così invece non era, perché non vi era un solo elemento di fatto che potesse, diciamo, far dedurre una derivazione illecita di questo patrimonio. Tuttavia, sia in primo grado che in secondo grado, il Tribunale e la Corte d'Appello hanno ritenuto invece diversamente, confiscando l'intero patrimonio. La Corte di Cassazione, di cui noi abbiamo fatto ricorso, per ben 2 volte ha annullato il decreto di confisca, la prima volta per un difetto di motivazione, la seconda volta dicendo che non vi erano elementi di fatto per ritenere la derivazione illecita. In buona sostanza la Corte di Cassazione cassava il provvedimento della Corte d'Appello di Palermo laddove riteneva che fosse sufficiente la semplice presunzione di illiceità del patrimonio, in quanto il Palmeri era stato in passato sottoposto alla misura della sorveglianza speciale in quanto soggetto appartenente, secondo loro, alla mafia. È ovvio che al di là della soddisfazione professionale vi è una certa amarezza nel registrare come un sistema, diciamo, che si erge a Stato democratico possa consentire che soltanto dopo 12 anni un cittadino di una persona rientra in possesso di un patrimonio che nelle more è ovviamente stato danneggiato. Dico soltanto che una delle società che era stata confiscata nelle more del procedimento quasi biblico è andata in fallimento, quindi siamo di fronte a una sorta di partita truccata, cioè il Palmeri vince la causa ma di fatto il suo patrimonio è stato fortemente danneggiato, al di là della esclusione dal sistema economico e finanziario del Palmeri che una misura di prevenzione comporta. Io sfondo soltanto di una porta aperta se dico che una volta sottoposto a misure di prevenzione il soggetto di fatto viene escluso da ogni, diciamo, circuito economico, bancario e finanziario della nostra società. Siamo di fronte a un caso che avrà ovviamente degli strascichi giudiziari. Noi già stiamo predisponendo una serie di azioni legali nei confronti dell'Agenzia dei Beni confiscati alla mafia e nei confronti dello Stato per ottenere il giusto risarcimento dei danni. C'è adesso una burocrazia da seguire, una consegna da parte dell'Agenzia dei Beni confiscati, un inventario, bilanci per quanto riguarda le società e un rendiconto finale. È ovvio che adesso devo dimostrare come hanno speso i soldi derivanti dalle imprese, dai rapporti finanziari. Intanto abbiamo vinto, adesso la palla è in campo e dove noi ovviamente da difensori diventiamo attaccanti. Io mi occupo di misure di prevenzione patrimoniale ormai da oltre un decennio. Con il Partito Radicale peraltro abbiamo proposto anche una modifica del codice antimafia a iniziativa popolare, ma non abbiamo raccolto le firme. Siamo costantemente impegnati anche nelle commissioni parlamentari per una modifica ovviamente in melius del sistema di prevenzione. Questo sistema nei paesi dell'Unione Europea esiste soltanto in Italia. Parliamo di una confisca senza condanna, cioè una confisca che può maturare indipendentemente da una sentenza di condanna. Basta pensare ai numerosi casi in cui i soggetti vengono assolti nel processo per associazione mafiosa e poi subiscono la confisca del patrimonio. Il caso più eclatante di questo è il caso dei signori Cavallotti. Siamo di fronte a un sistema che è un unicum nell'Unione Europea. Gli altri paesi dell'Europa hanno un sistema diverso, nel senso che la confisca segue la condanna. In Italia invece la confisca è indipendente dalla condanna. È ovvio che questo non è espressione di uno Stato di diritto né di uno Stato democratico. C'è un dato cronologico che va detto: il signor Palmeri, quando gli hanno fatto il sequestro, era ancora un imprenditore vivace, attivo. Oggi ha 12 anni in più, è scoraggiato, felice perché corregge una stortura
di quella che era la sua reputazione sociale ed economica, consegna alla sua famiglia una immagine di sé diversa da quella che era stata disegnata dalla Dia di Trapani. È una storia bella ma è triste allo stesso modo, bella perché alla fine si vince, triste perché il sistema non aveva gli anticorpi adeguati per reagire immediatamente a quello che era un errore giudiziario. E a Milazzo sequestrata in zona Cannizzi della Guardia Costiera. È stata condotta nei giorni scorsi una complessa attività di vigilanza sulla filiera della pesca, coordinata dall'11° Centro di Controllo Area Pesca di Catania. L'attività si è svolta all'interno del compartimento marittimo di Milazzo, finalizzata al controllo ed al contrasto alla pesca illegale. È stata accertata la presenza di 106 cannizzi, dispositivi di concentrazione delle specie ittiche, che sono successivamente catturate con i sistemi di reti da pesca circuizione, sprovvisti dei previsti sistemi di identificazione e segnalamento, per di più realizzati con materiali non conformi alle norme nazionali ed europee in materia di pesca, ovvero non biodegradabili. Sono state combinate sanzioni pecuniarie per un totale di circa 8.000 euro, oltre al sequestro di circa 1 tonnellata di materiale plastico che rappresenta un pericolo per la sicurezza della navigazione ed un'onta alla tutela dell'ambiente marino e costiero. Gli attrezzi illegali sono stati infatti realizzati con foglie di palma, contenitori e teli di plastica, oltre ad essere sprovvisti del tutto di boe di segnalazione e della marcatura necessaria ad identificare il motopesca di appartenenza. L'attività è stata condotta dall'equipaggio della Guardia Costiera, con il coinvolgimento della Sea Shepherd Italia Onlus, organizzazione senza scopo di lucro che si occupa della salvaguardia della fauna ittica e degli ambienti marini, che ha collaborato alle operazioni di individuazione e segnalazione degli attrezzi da pesca illegali altamente impattanti sotto il profilo ambientale. Domenica prossima il Licata Calcio ospiterà al Dino Liotto la squadra del Canicattì, partita valida per la 9ª giornata della Serie D Girone I, un vero e proprio derby, visto che al momento le due squadre sono posizionate, il Canicattì a 9 punti, avanti il Licata Calcio con 11, in testa sempre il Catania con 24 punti. Sentiamo alcune interviste ai giovani giocatori. C'è il morale alto, abbiamo visto, dopo 5 risultati utili consecutivi, 3 vittorie di fila, e Licata arriva a questa sfida col Canicattì con un morale altissimo. Come la vedi? Come pensi che sarà questa partita? Dopo 5 risultati utili consecutivi, ovviamente la squadra è concentrata, si vede già dagli allenamenti, siamo tutti in forma e pronti per questa domenica a ottenere il 6° risultato. Ecco, c'è il ritorno al Dino Liotta, ci sarà da difendere il Fortino, servirà anche l'apporto del pubblico. Certo, il pubblico ovviamente dà una mano, è il 12° uomo in campo che dà sempre qualcosa in più durante la partita e speriamo ovviamente che siano in tanti la domenica. Dopo un avvio difficile, complicato, ti aspettavi questo cambio di marcia con questa inversione di tendenza? Sì, tutti, ci credevamo tutti, soprattutto il mister ci ha sempre aiutato, la dirigenza, eravamo tutti concentrati, abbiamo avuto questo periodo all'inizio, ma ovviamente i risultati parlano chiaro adesso e siamo pronti a dare sempre il massimo e a continuare così. Ecco, vi siete allenati bene, questa settimana arriva una sfida bella, affascinante contro il Canicattì. Che partita ti aspetti? Sicuramente è una partita importante e sentita qui a Licata, un derby. Ci siamo preparati bene, veniamo da un buon periodo, da tre vittorie, quindi cercheremo di continuare questa striscia positiva. Pagio, soddisfatto delle tue prestazioni personali fino a questo punto? Sì, abbastanza, più che altro soddisfatto per le prestazioni della squadra, che sta andando bene. Ecco, cosa ti è piaciuto di più dell'ultima prestazione, la vittoria fuori casa, delle ultime partite che hanno portato a 2 pareggi e 3 vittorie? Sicuramente l'unione che c'è stata del gruppo, perché magari l'ultima no, ma le 2 partite precedenti sono state 2 partite toste e sofferte, sono state sofferte fino all'ultimo, quindi c'è stata grande forza del gruppo, grande unione e grazie a questo abbiamo portato la vittoria a casa. Che cosa servirà per fare il risultato contro il Canicattì?
Sicuramente un gran gruppo come c'è stato nelle ultime partite, come c'è sempre stato, anche quando non arrivavano i risultati. Fame, tanta fame di vittoria, è questo. Grazie. Alberto, questa linea giovane del Licata sta funzionando, sono arrivate 3 vittorie consecutive, te l'aspettavi? Sì, si vedeva già da quando abbiamo cominciato questa stagione a Troina, eravamo un gruppo giovane, ma tutti all'inizio magari fuori da questa società ci vedevano come una squadra facile da battere, ma invece stanno vedendo tutti che questo gruppo giovane può dare fastidio a tutti quanti. Come ti trovi a Licata? No, bene, sono qui da solo 2 mesi, però già abbiamo fatto un bel gruppo qui, mi sto trovando bene sia a livello di ambiente che in campo con gli altri compagni. Che cosa ti piace di più della città di Licata? No, è una bella città, però l'importante è sempre in campo, stiamo vedendo che piano piano i risultati arrivano, quindi speriamo di continuare così. Questa filosofia del mister di arrivare al risultato attraverso il gioco ti piace? Sì, inizialmente magari c'era solo il gioco e magari i risultati non arrivavano, però in queste giornate si vede che piano piano arrivano anche i risultati. Che partita ti aspetti domenica contro il Canicattì? No, sappiamo che non è una partita facile come tutte le altre, è un derby, quindi la vince chi ha più voglia di arrivare al risultato. E domenica prossima allo Stadio Seneto di Agrigento si disputerà la gara contro il Pro Favara per l'8ª giornata del campionato di eccellenza Girone A, un vero e proprio derby tra le 2 squadre agrigentine, in testa al momento la squadra di Peppe Bdeni con 19 punti, mentre il Favara Calcio è al 5º posto con 15. Sentiamo delle interviste con alcuni giocatori della squadra dell'Agragas. Edi Mansur, domenica sarà derby contro la Pro Favara all'Esteneto di Agrigento, servirà anche l'apporto del pubblico per provare a portare a casa la vittoria. Sì, sappiamo che questo è un derby molto sentito in questa città. Faccio un invito al pubblico per venire a seguirci in tanti, che abbiamo bisogno di loro e del loro calore e del loro supporto per portare a casa questa partita che sarà molto, molto dura da affrontare. Tecnicamente e tatticamente che partita ti aspetti? No, doveva essere un Agragas che affronterà questo Favara con le pinze, come abbiamo affrontato tutte le partite finora, fare una gara attenta su tutti i punti di vista e fare una gara ancora più importante sotto il livello tecnico per portare a casa questi 3 punti. Cosa ne pensi del pubblico agrigentino di fede agragantina? Penso che sia un pubblico molto caloroso, questa è una piazza storica, lo sappiamo bene. Domenica, come ho detto prima, invito più persone possibile a venirci a dare questa mano per questa partita e questo derby molto importante. Cristian Caccetta, dall'alto della tua esperienza, che partita sarà domenica il derby Agragas Pro Favara? Ma sarà, come hai detto tu, già il derby si presenta da solo. Sappiamo che in città è molto sentito, che la città appunto ci tiene tantissimo, anche noi ci teniamo sia a regalare una soddisfazione alla città intera, ma anche per noi per proseguire questo cammino. Quanto sarà importante per voi il tifo, la spinta dei vostri tifosi? Ma per noi è importante perché quando si sono sempre presentati abbiamo avuto sempre quella spinta, il nostro 12° uomo in campo, quindi anche per domenica ci aspettiamo che il pubblico venga numeroso a darci una grande mano perché ci servirà davvero domenica. È una comunicazione di servizio. Il Comune di Agrigento informa i cittadini che il servizio relativo all'isola ecologica mobile previsto per il giorno 1 novembre, giorno festivo, previsto a Fontanelle, non verrà effettuato. Verrà invece regolarmente svolto il servizio di raccolta porta a porta che prevede il ritiro della plastica, quindi si invitano gli utenti ad esporre il massello giallo nell'orario previsto. E anche la DMO, Distretto Turistico della Valle dei Templi di Agrigento, è presente agli Stati Generali del Turismo, prima conferenza programmatica organizzata dal Ministero del Turismo, in programma oggi e domani a Chianciano Terme. Presente a Chianciano l'amministratore del Distretto di Agrigento, Fabrizio Lagai, per il servizio.
La DMO, Distretto Turistico Valle dei Tempii, è presente qui in occasione degli Stati Generali del Turismo a rappresentare questo ruolo importantissimo che hanno le DMO nel panorama turistico nazionale. Per noi è una grande soddisfazione, è un accreditamento importante. Abbiamo già avuto modo di parlare con alcuni interlocutori ai massimi livelli per cominciare a portare avanti dei progetti che abbiano un amplissimo respiro. Per cui la Sicilia è presente, la nostra DMO, il nostro territorio è presente e cercheremo di portare avanti dei buoni risultati per tutti. Questo è tutto per l'edizione odierna di TV Notizie, vi diamo appuntamento a domani sabato.